Abbiamo verificato tutti quei libri che si era parlati del genitore 1, genitore 2 e quant'altro ci fosse in giro, siccome sono arrivato ieri, dalle scuole materne li abbiamo fatti ritirare, semplicemente. Se ce n'erano, li abbiamo fatti ritirare. I 1098 libri di favole per le scuole materne e gli asili nidi del comune erano stati acquistati all'inizio dello scorso anno su indicazione della delegata ai diritti civili Camilla Seibezzi. I contenuti si proponevano di educare i bimbi al tema delle famiglie omosessuali. Al termine di una lunga e aspra polemica, i libri erano rimasti nelle biblioteche scolastiche a disposizione degli educatori che avessero voluto utilizzarli. Inaccettabile, secondo il nuovo sindaco, per ragioni ampiamente spiegate nei 3 mesi della sua campagna elettorale. Perché non va bene, cioè un bambino non puoi dirgli fare queste robe qua, devi chiedere ai genitori di fare queste robe. Altro è farlo con convegni, con cultura, spiegando con la libertà delle scelte, ci mancherebbe, quelle sono libertà di scelta degli adulti, ai bambini no. Se qualcuno pensa che questo significhi discriminare o trattare diversamente i figli di genitori omosessuali si sbaglia, puntualizza Brugnaro. Noi non trattiamo nessuno diversamente, ma oltre alle minoranze ogni tanto vanno rispettate anche le maggioranze. Potrebbero essere trattati diversamente? Lei ha fatto questa domanda qua. È una provocazione. Ma sa che è una provocazione, certo. Però fa capire che no, assolutamente. E per quello devono sentirsi un ambiente assolutamente sereno e tranquillo. Dopodiché loro nelle loro case, eccetera, chiameranno papà 1, papà 2, mamma 1, mamma 2, quello che vuoi. Io non ho nessun problema, anzi, mi sembra assolutamente, sarà incoraggiato tutto quello che è integrazione, eccetera. Quando dobbiamo pensare anche alla maggioranza delle persone che si chiamano mamma e papà, insomma, non è che possiamo dimenticarci di questo. E io non me lo dimentico di sicuro.